Profumo di Final 8, profumo di playoff, profumo di big match alla Dispoli. Appassionati di futsal, buonasera da Antonio Iozzo. Questo è il Palasorbo, questa è Roma Eboli, la sfida che apre la seconda giornata di ritorno della Serie A Quinto. Di fronte due squadre che sono ripartite alla grande dopo la sosta. I giallorossi hanno espugnato il campo del Cosenza con una grande rimonta. Le Volpi hanno travolto la CDM. Oggi dunque si va a caccia di conferme. La Roma, quarta, tenterà il sorpasso in classifica, mentre la Feldi proverà a bissare il successo dell'andata. In sottofondo l'inno della Roma. Noi entriamo ancora di più in clima partita, andando a scoprire le scelte dei due allenatori e i quintetti di partenza. Roma 1927 con Balducci tra i pali, in mezzo al campo Avellino, Cutruneo, Michel e Fortino. A disposizione di Fabrizio Reali anche Turrisi, Ceccarelli, Cutrupi, Riccardigno, Di Eugenio, Pietrasanta e Ciaralli. Tre indisponibili: Sarmiento fuori per infortunio, problema al polpaccio. Due squalificati, si tratta di Biscossi e Isgro. Risponde la Feldi Eboli con Dalcin tra i pali, in mezzo al campo Venanzio, Calderolli, Felipigno e Lavrendi. A disposizione di Luciano Antonelli anche Braga, Ecevarria, Mateus, Giordano, Selusio, Ielmi e Di Stasio. Anche qui tre assenze, tutte per infortunio. Si tratta di Ghi, Tiago Lemos e Caponigro. A dirigere l'incontro Vincenzo Cannistradi Catanzaro e Alberto Onesti di Pescara. Al cronometro Fabioloni di Cagliari. Ci siamo quasi, tutto pronto al Palasorbo per questo big match. La quarta contro la terza. Sarà la Roma a dare il via al match. Pronto Fortino nel cerchio di centrocampo. Cenno d'intesa, fischietto in bocca. Si comincia. Fortino a gestire il primo pallone con questo lancio in profondità verso Cutruneo, che non controlla, e allora rimessa laterale per la Feldi Eboli. Pronto Felipigno che gioca con Dalcin, il capitano in avanti. Venanzio, Felipigno pressato, perde il pallone e la conclusione con il mancino di Michel. Primo tentativo del match e della Roma dopo 15 secondi. Lavrendi allarga sulla destra, Felipigno gestisce, Venanzio di prima, Lavrendi senza paura, poi lancio in profondità, testa di Cutruneo, Michel di prima, Fortino all'indietro, imposta Cutruneo, tocco con l'esterno per Michel che cerca Fortino, gran pallone, gran controllo, gran tiro, ma c'è la risposta di Dalcin. È una bella Roma in avvio di match. Attento però Dalcin, rivediamo la qualità di Fortino con il suo mancino. Attento Dalcin. Avellino in avanti, Fortino in mezzo, conclusione ancora Dalcin che dice di no a Cutruneo. Poi la ripartenza tentata da Calderolli, fermato. Già tre tentativi della Roma, in due casi ci ha pensato Dalcin. Che avvio dei padroni di casa, 51 secondi, già diverse occasioni di marca giallorossa. Adesso vediamo la Feldi con Felipigno. Lavrendi rischia qualcosa, pallone alla fine comodo per Dalcin che può gestire con i piedi. Va a destra Felipigno, cerca la giocata, Michel con il fisico recupera il pallone, prova da solo, circondato, fermato. Allora Felipigno, Venanzio sulla destra, centralmente Lavrendi in mezzo a due, sguscia via, giocata, poi il triangolo e la conclusione. Super gol di Felipigno, passa avanti la Feldi Eboli. 1-0 per la squadra campana dopo 87 secondi di gara. Si sblocca il match, era partita bene la Roma, è avanti però la Feldi con un grande gol di Felipigno, il 10° in campionato. Triangolo con
Lavrendi e poi conclusione incredibile a trafiggere Balducci. Deve inseguire la squadra di casa, ci prova Confortino, in avanti per Michel, chiusura di Filippigno. Che avvio di match, occasioni Roma, gol Feldi, 0-1. Testa di Avellino, Filippigno ancora, allarga su Lavrendi che controlla male, tocca anche con il braccio, rimessa laterale comunque per la Roma con Michel. Esterno per Avellino, Cutruneo, centralmente Michel Avellino. Fortino, alta la Feldi che pressa la Roma con qualità nel palleggio. Cutruneo, Avellino in avanti, pallone che passa senza deviazioni, rimessa dal fondo con Dalcin che va a lungo e Cutruneo che mette a repentaglio l'incolumità del cronometrista. Rimessa per la Feldi con Venanzio che cambia idea considerando lo scivolone di Filippigno in avanti, e allora da dietro con Calderolli le Volpi che rischiano, perdono un brutto pallone, attenzione, Cutruneo davanti a Dalcin, lo grazia così, occasione gigantesca per il numero 26 che qui poteva fare decisamente di più, bravissimo nel recupero, poi come rivediamo ha calciato fuori cestinando la chance dell'1-1, occasione enorme per la Roma che resta sotto di un gol. Attenzione Lavrendi, un'autostrada, Lavrendi in mezzo, Avellino in calcio d'angolo, non c'è un attimo di respiro. Primi 2 minuti e 30 di spettacolo puro al Pala Sorbo di Ladispoli in questa seconda di ritorno, se preferite, la 17ª giornata della Serie A quinto. Calderolli all'indietro, conclusione immediata di Filippigno, murato Dalcin ad alimentare l'azione, avanza Dalcin, calcia, palla fuori e allora Balducci con le mani, lancio lungo per Fortino, esce Dalcin, si lamenta Fortino, prosegue la Feldi, ritmi infernali, Venanzio allarga, Filippigno in mezzo, cerca il tacco Lavrendi, il pallone resta lì, alla fine si spegne sul fondo, sarà calcio d'angolo. Filippigno per Calderolli che colpisce male, testa di Michel, petto di Calderolli, profondità, Filippigno, recupero Roma, poi Venanzio in fallo laterale, non si respira in mezzo al campo. Lo capiscono anche gli allenatori che allora vanno a stravolgere i quintetti, forze fresche in campo per mantenere questi ritmi. Ricardinho sul punto di battuta, tocco all'indietro, Avellino malinteso, recupera Echevarria che poi si prende il fallo laterale, il numero 15 lascia la battuta. E allora Feldi che manovra, errore di Echevarria che cercava Braga, possesso Roma. Roma reduce dal 6-2 sul campo del Cosenza, Roma che era sotto 2-0, poi ha rimontato e ribaltato il match. 6 marcatori diversi addirittura per la squadra di Reali. Avellino premiato MVP davanti alle telecamere di Sky. Adesso la rimessa laterale per Mateus, l'ex dell'incontro. Mateus gira bene su Dalcin che avanza, guadagna metri, Dalcin frenata, poi Braga rischia la Feldi, pallone che si impenna, alla fine Ricardinho per Balducci, poi Ceccarelli, Ricardinho aggredito senza fretta, senza paura, trova bene Avellino che a campo va da Cutrupi. Ceccarelli, Avellino, profondità, Cutrupi, controllo non perfetto, poi la chiusura di Mateus che allontana in fallo laterale. Balducci con le mani contro il Cosenza, la prima da titolare in Serie A per il numero 38
che aveva debuttato nel massimo campionato contro la Sandro Abate nell'ultima del girone di andata. Brutta sconfitta per la Roma, 6-0. Poi la squadra di Reali si è riscattata ampiamente sul campo del Cosenza. Adesso però è la Feldi, reduce dal 7-1 casalingo contro la CDM. Prova la squadra di Antonelli, la chiusura di Ceccarelli a fermare Mateus, poi il tocco di Echevarria, la rimessa per i padroni di casa. Ricardinho sul punto di battuta, ricomincia da Avellino. Ceccarelli sulla sinistra, suolata, Ricardinho chiuso da Echevarria. Ancora la Roma sotto contro la Feldi, nonostante un avvio importante con 3 occasioni nel primo minuto di gara. Adesso calcio d'angolo per i giallorossi, che devono ancora risolvere il problema del gol. Appena 36 reti, quintultimo attacco della Serie A. Adesso Ceccarelli si era coordinato benissimo, ha trovato il corpo di Selusio. Dicevamo dei problemi offensivi dei giallorossi. Quintultimo attacco della Serie A, solo le ultime 4 in classifica hanno fatto peggio. Adesso pallone allontanato, Avellino insiste, Avellino per Ceccarelli, a terra il 18, fischia il direttore di gara. Sarà calcio di punizione per la Roma. Arriva il primo fallo del match commesso dall'ex di turno Mateus, che adesso con sportività aiuta Avellino a rialzarsi. Si chiariscono i due, mentre la nostra regia, sempre puntuale, ci ripropone il contatto falloso. Primo fallo del match. Ancora chiarimenti tra Avellino e Mateus. Arriva il direttore di gara, si chiacchiera in mezzo al campo mentre Dalcin sistema la barriera. Avellino si allontana, c'è Fortino per Avellino che calcia esterno della rete. Chiede scusa Avellino, che intanto però si è preso il calcio d'angolo. Insiste la Roma a caccia del pari. Avellino scucchiaia, Fortino con il mancino alle stelle, nessun problema per Dalcin. Il capitano della Feldi, che adesso va da Mateus, tanto spazio per il 16 che cerca e trova Selusio sulla sinistra, duello con Cutrupi, profondità per Braga che si gira, mette in mezzo, non arriva Mateus. Ottima giocata di Braga, tornato da poco alla Feldi dopo una prima parte di stagione alla L84 con 8 gol. Ha già giocato contro la CDM, bagnando con una rete il suo ritorno al Palasele. Lui che con le Volpi ha vinto già uno scudetto e una Supercoppa. Giocatore importante Braga. Ricardinho con il mancino, pallone pericolosissimo, nessuna deviazione, brivido per la Feldi. Adesso la rimessa con le mani per Dalcin, che ha già servito Echevarria. Mateus, gran pallone per Braga, bravo Di Eugenio che mette in fallo laterale. Si dispera anche un po' l'ultimo di Reali, che forse voleva gestire meglio questa situazione. Ha comunque concesso il male minore. Adesso Selusio, Mateus, Murato. Cutrupi lascia Ricardinho, prova a ripartire la Roma con Ceccarelli che rientra. Di Eugenio, Cutrupi vuole puntare le finte del 10. Ancora lui, apertura imprecisa per Di Eugenio. Guadagna metri la Feldi di Luciano Antonelli, premiato come miglior tecnico della passata stagione. Per lui la panchina d'oro. Adesso Braga, ancora il duello con Di Eugenio, molto bravo in questo caso Di Eugenio, che si prende la rimessa laterale. Dicevamo di Antonelli, che lo scorso anno ha vinto la Coppa Italia, quest'anno ha già alzato una Supercoppa. Impatto importante per il tecnico argentino con il futsal italiano, che già conosceva da giocatore, ha iniziato alla grande anche da allenatore.
Michel, punta Michel, frenata ancora il talentino spagnolo che ricomincia da Di Eugenio, poi Fortino, suolata, conclusione, Mateus tiene il pallone, poi cerca il disimpegno elegante e si prende il fallo laterale. Buon lavoro del 16, doppio cambio per Antonelli. Rivediamo in campo Filippigno e Calderolli. Filippigno che ha sbloccato questa gara con una perla, una cannonata da posizione molto defilata, mentre arriva il secondo fallo della Feldi. Selusio si accomoda in panchina, al suo posto Venanzio, batte la Roma con Fortino, spara alla porta, suolata di Eugenio, Murato, Fortino allora con l'esterno, bene per Michel che ricomincia da Balducci, costretto a sostituire l'infortunato Sarmiento, si è fatto male con la nazionale il portierone argentino. Adesso Fortino, deviazione, presa sicura di Dalcin. A proposito di portieroni, Filippigno, giocata, Filippigno calcia, Balducci questa volta dice di no. Ripartenza Roma sulla destra con Cutruneo, scivolata di Lavrendi che prende il pallone, si prende anche il fallo laterale, protesta Cutruneo che poi si spiega con il direttore di gara. Sarà possesso rossoblu quando se ne sono andati i primi 7 minuti di gara qui al Pala Sorbo di Ladispoli, con il gol di Filippigno a decidere momentaneamente questo match tra la quarta e la terza. Dalcin avanza, Dalcin calcia, alto di poco, Balducci per Fortino, con l'esterno Cutruneo se ne va sulla destra, si accentra il mancino, Dalcin con il corpo dice di no, poi Filippigno a terra, fischia il direttore di gara, chiede scusa Avellino. Primo fallo della Roma, a quota 2 la Feldi. Filippigno in avanti, Venanzio spara alla porta, la tiene il 5 che poi sbaglia il passaggio. Ripartenza per Michel che punta, calcia, troppo facile per Dalcin che con le mani cerca e trova Venanzio, raddoppiato, fermato da Fortino che poi scambia con Michel, va Fortino, Avellino fermato da Venanzio. Ancora fair play in mezzo al campo tra Venanzio e Avellino, tanta esperienza per questi due giocatori, due colonne delle rispettive squadre. Avellino a chiamare lo schema, Avellino a servire Fortino, controllo Mancino, ha capito e ha chiuso Filippigno, ma la Roma resta in avanti. Terza gara al Palasorbo per la Roma che qui ha vinto contro Capurso e CDM, adesso è sotto 1-0. Pronto Calderolli per questa rimessa laterale, Venanzio, Filippigno sulla destra, Venanzio centralmente, sempre loro due. Adesso Calderolli che cambia lato, Lavrendi torna da Calderolli, è alta la Roma, la Feldi accetta la pressione, poi l'errore di Filippigno con questo pallone nel vuoto che Balducci lascia spegnere a fondo campo. Adesso il 38 andrà con le mani, gioca corto per Cutruneo che ha avuto una palla gigantesca davanti a Dalcin, ha calciato fuori, sarebbe stato l'1-1 della Roma. Aveva recuperato alla grande il pallone Cutruneo, poi davanti a Dalcin non è stato freddo quanto avrebbe dovuto per ristabilire la parità. Dalcin per Venanzio, Fortino chiude, poi Calderolli all'indietro per Lavrendi, avanza il talentino numero 8 che qui controlla male e allora la rimessa sarà della Roma. Profondità, Fortino spalla alla porta, scarico, Cutruneo, Di Eugenio,
Fortino, Cutruneo, Avellino, Di Eugenio, Cutruneo, bene la Roma, Di Eugenio, Avellino, sempre lui a impostare, Fortino col tacco, elegante ma impreciso, chiede scusa Robocop e allora possesso Volpi quando mancano poco più di 11 minuti all'intervallo di un match con tanta aggressività, tanto agonismo in campo in questo big match che apre la seconda di ritorno. A terra Venanzio e Cutruneo, giusta la decisione del direttore di gara, fallo della Feldi, il terzo di squadra. Attenzione a Ceccarelli, Venanzio chiude, Lavrendi riparte, trova un gran pallone per Mateus che va da Venanzio, Venanzio controllo, sterzata, conclusione, salvataggio di Avellino sulla linea, poi le proteste della Feldi, la ripartenza di Ceccarelli, il pallone in fallo laterale. Che occasione per la Feldi, a un passo dal 2-0. Roma salvata da Avellino, rivediamo la giocata di Venanzio sotto le gambe di Balducci. La pezza di Avellino determinante sulla linea di porta a evitare il raddoppio ospite a terra Calderolli. Spray magico per il numero 11 Dolorante nell'area di rigore della Roma e allora gioco fermo. Si rialza adesso Fabrizio Calderolli, giocatore che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, stella assoluta, ormai uno dei giocatori più importanti della nostra Serie A. Gioco che può riprendere, rimessa laterale per le Volpi, Selusio con l'esterno per Dalcin che colpisce male. Balducci allora vuole lanciare velocemente, testa di Cutrupi che ha commesso fallo su Selusio, calcio di punizione per la Feldi. 2-3 la situazione dei falli, 0-1 invece il punteggio con il gol di Felipigno dopo 87 secondi di gara. Selusio, lancio lungo malinteso con Echevarria che era scattato alle spalle della difesa giallorossa, pallone però impreciso e allora rimessa per i padroni di casa quando siamo ormai vicinissimi alla metà del primo tempo. Balducci rischia, capisce Echevarria, Balducci però si ritrova tra le mani il pallone che poi affida ad Avellino. Adesso Ceccarelli, di nuovo Avellino, Ceccarelli, Avellino, adesso a destra Ricardinho, alta la Feldi, Avellino allora con il lancio, Ceccarelli corre, si impegna ma non trova il pallone. Siamo entrati nella seconda metà del primo tempo e avanti la Feldi sul campo della Roma in questa 17ª giornata, la seconda di ritorno, turno infrasettimanale giocato tra lunedì 9 e martedì 10. La prossima settimana un nuovo turno infrasettimanale, mentre seguiamo Dalcin, recupera la Roma, poi Braga a terra, si prosegue, Ceccarelli, avanza Ceccarelli, Cutrupi in mezzo, deviazione e presa in due tempi di Dalcin. Mateus, Selusio, Echevarria. Selusio fischia il direttore di gara, fallo della Roma e allora parità per quanto riguarda le scorrettezze, 3-3. Lancio lungo, Avellino in anticipo su Braga, Ceccarelli gioca di sponda e si prende il fallo laterale a 9:23 dall'intervallo. Avellino, Ceccarelli,
si fa vedere Cutrupi, contromovimento, riceve il 10 che torna da Avellino. Avellino cerca e trova Ricardinho che si gira e punta, duello con Mateus, l'ex del match. Ricardinho ricomincia, Avellino prepara il destro, poi cerca Cutrupi, pallone che non viene controllato dal 10. Sarà possesso Feldi. Prima però il time out chiesto da Luciano Antonelli, premiato con la panchina d'oro qualche settimana fa. Le parole dei due allenatori in questo primo time out del match. Dalcin con il pallone tra le mani, il portiere della nazionale italiana, capitano della Feldi, lancio lungo, pallone che passa e allora rimessa dal fondo, questa volta per la Roma, con Balducci che chiama lo schema. Balducci a cercare Di Eugenio, lancio calibrato male, rimessa laterale per la Feldi. Le Volpi con Mateus che va da Selusio, pallone complicato, Mateus in avanti, Di Eugenio in anticipo ma tocca male, poi non riesce a evitare la rimessa laterale, se la prende con se stesso il 23 di Reali. Ha guadagnato metri la formazione ospite, terza in classifica. Selusio, Echevarria, conclusione, poi ancora Echevarria sull'esterno della rete, chiede il corner, non viene accontentato e allora Balducci con le mani per Ceccarelli. Di Eugenio, Cutrupi in difficoltà, trova Ricardinho che però non tiene in campo il pallone e allora rimessa Feldi che sta pressando in questa fase. Echevarria, duello con Cutrupi, 1 contro 1, il colombiano sulla sinistra, sempre lui, Echevarria mette in mezzo sul secondo palo, deve solo spingere in rete Selusio che trova il gol del 2-0, raddoppio Feldi Eboli al 12° del primo tempo. Grande guizzo di Echevarria, poi gol ed esultanza di Selusio. Rivediamo tutto, lo spunto e poi il pallone sul secondo palo. Un gioco da ragazzi per Selusio che ha trovato il quinto gol nel suo campionato. Cutrupi, Ricardinho, Michel, Ricardinho, Michel, Ricardinho, Michel, sempre loro due, profondità, Cutrupi in area di rigore, fermato da una grande chiusura di Felipigno, qui determinante il 22. Ricardinho, insiste la Roma, chiusura di Felipigno che poi riparte, duello con Di Eugenio, campo finito, possesso giallo-rosso, torna sul rettangolo di gioco Fortino che prova a scuotere i compagni.
2 gol da recuperare per i ragazzi di Reali, che erano partiti alla grande ma si sono trovati sotto. Adesso Calderolli, Lavrendi, Felipigno, Venanzio, Felipigno, Venanzio, Felipigno. Rimessa Roma a 7:25 dall'intervallo. Felipigno e Selusio i marcatori di questa sfida, che vede avanti la Feldi. Prova la Roma, malinteso tra Michel e Fortino. 2 generazioni a confronto, l'esperienza di Fortino, la gioventù di Michel, talentino spagnolo. Felipigno elegante, Venanzio supera il centrocampo, Venanzio rischia, Venanzio la tiene e poi chiede aiuto a Felipigno. Profondità, la prendi di prima, grande idea, ma chiusura di Cutruneo, che adesso prova sulla destra. Cutruneo esagera, allora Feldi di nuovo con Felipigno. Calderolli chiuso, un po' di confusione, Avellino, Michel prepara il destro, Dalcin, grande parata del numero 3. E adesso arriva anche il secondo time out chiesto da Fabrizio Reali a 6:50 dal termine del primo tempo, mentre rivediamo il grande riflesso di Dalcin sul destro di Michel. Terminato anche il secondo time out, dritti fino all'intervallo, 6 primi 50 secondi da giocare. Possesso Roma, doppio vantaggio Feldi, firmato da Felipigno e Selusio. Rimessa laterale che verrà battuta da Avellino, che invece si allontana. Allora Cutruneo, Avellino in mezzo, pallone per Michel, riflesso ancora di Dalcin, che tiene inviolata la sua porta. Roma vicinissima al -1. Altra palla inattiva per la Roma. Ci lavora tantissimo Reale durante la settimana. Pallone in mezzo, liscio di Michel, ripartenza della Feldi con Venanzio. Lavrendi la vuole e la ottiene. Felipigno, Calderolli, Felipigno si allarga, va da Venanzio, ancora Felipigno, Felipigno, finta, conclusione, palo! L'aveva preparata benissimo Felipigno, mani tra i capelli, aveva mandato al bar l'avversario con una finta straordinaria. La rivediamo, Cutruneo al cinema e poi pallone sul palo. Che giocata di Felipigno, a un passo dalla doppietta personale, a un passo dal 3-0 della Feldi. Cutruneo, Avellino in avanti, pallone che si spegne in fallo laterale. Calderolli, Dalcin prepara il lancio, lo effettua, cercato Venanzio che controlla ma perde il pallone. Fortino, Michel, Avellino, lancio per Fortino, testata di Dalcin, ancora Avellino, saltato Calderolli, Avellino in avanti, rimpallo, poi Michel, Avellino,
calcia, vola Dalcin, pallone in corner. Ci sta provando anche Avellino, MVP contro la Pirossigeno Cosenza nel 6-2 in rimonta maturato martedì. Avellino in mezzo forte, Dalcin con il piede a respingere in fallo laterale. 331 secondi ci separano dall'intervallo di un match che vede la Feldi sul doppio vantaggio. Pochi istanti fa anche il palo a negare il tris alla squadra di Antonelli. Adesso ci prova la Roma con Avellino, poi Fortino, Avellino, Cutruneo la tiene in campo. Avellino di prima, Ceccarelli, Avellino a dettare i tempi, profondità, Fortino contro Mateus, duello in area di rigore, alla fine Dalcin risolve. Lavrendi in mezzo per Mateus, di nuovo Lavrendi che salta Ceccarelli, ancora Lavrendi, saltato anche Fortino, poi spinta di Avellino su Lavrendi. Rivediamo la parte finale con Avellino che se la ride, dice non ho fatto nulla, la spinta c'è stata, a terra Lavrendi che chiede il cartellino. In questo momento ha preferito la via del dialogo il direttore di gara. Rimessa laterale per la Roma, su questo non c'erano dubbi. Avellino, Ceccarelli, Avellino, Fortino, Ceccarelli, Cutrupi sulla sinistra, Ceccarelli con calma, riparte da Avellino, Cutrupi ha un po' di spazio sulla destra, ha cambiato fascia, cerca spazio, chiede aiuto ad Avellino che sbatte su Lavrendi, rimessa laterale per la Roma. Batte le mani Fabrizio Reali che dice calma nonostante il punteggio, d'altronde manca una vita. La Roma era sotto anche sul campo del Cosenza. Arriva il fallo di mano di Lavrendi che non protesta, calcio di punizione per la Roma. Ha rischiato qui Balducci, quarto fallo della Feldi. Ceccarelli, Fortino, Ceccarelli aggredito, Fortino, Avellino, Feldi altissima, Fortino trova bene Ceccarelli, Avellino invita Cutrupi a salire, poi il tocco per il 10, fermato, Lavrendi può puntare, Lavrendi attende Selusio, lo serve con un pallone troppo lungo, ha sprecato una buona chance qui la formazione di Antonelli. Riparte allora la Roma con Ceccarelli sulla sinistra, Fortino spara alla porta, Fortino per Ceccarelli, Avellino, Cutrupi, vediamo se si gira e punta, pronto il raddoppio, Cutrupi allora, Ceccarelli, Balducci con i piedi, pronto al lancio, effettuato, diventa un tiro facile per Dalcin che con le mani va a cercare Echevarria, testa di Ceccarelli e poi il gol di Echevarria, la combinata grossa la Roma, frittatona e tris della Feldi che ringrazia e scappa via. Rivediamo tutto, la testata di Ceccarelli, Echevarria, il gol è suo prima che superi la linea il pallone. E allora la firma del 15, quarto gol in campionato. Ma che regalo della Roma che si sta complicando la vita. Ovviamente pesa l'assenza di Sarmiento, qui incomprensione tra Ceccarelli e Balducci. Echevarria controlla male il 5 con Mateus, calcio d'angolo per la Roma
che deve provare a rimanere in partita con la testa. Ha creato tanto comunque la squadra di Reali, molto pericolosa nei primi secondi di gara e poi su situazione da palla inattiva. Avellino, conclusione con il destro di Pietrasanta, un altro dei tanti giovani giallorossi. Pietrasanta che ha fatto il suo esordio in Serie A contro la Feldi nella gara di andata, adesso gettato nella mischia. Ricardinho, Avellino, pallone sul soffitto del pala sorbo e allora rimessa laterale per la Feldi. Echevarria, Selusio, Mateus a cercare di nuovo il 15 che ringrazia ma non tiene in campo il pallone, che verrà rimesso in gioco da Pietrasanta. Avellino, Cutrupi, Pietrasanta aggredito da Braga, la tiene, rischia, poi trova Ricardinho. In avanti la chiusura di Mateus dal Cin in fallo laterale. 157 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo. Ricardinho osserva il movimento dei compagni, poi va da Avellino, si torna da Ricardinho che sulla destra può puntare, duello con Mateus, 1 contro 1, Ricardinho si accentra, Ricardinho con il bacino, incrocio dei pali, super giocata di Ricardinho e qui la fortuna aiuta la Feldi, ha soffiato dal Cin, pallone che ha scheggiato l'incrocio dei pali come abbiamo appena rivisto, un palo a testa. Adesso Cutrupi, pallone strozzato che attraversa tutta l'area di rigore e termina addirittura in fallo laterale. Dal Cin, lancio lungo per Braga, troppo alto, rimessa dal fondo per la Roma. Andrà Balducci con le mani, pronto il 38 che lascia di Eugenio. Pietrasanta nel vuoto tra le braccia di Antonelli che dà a Felipigno il pallone. Braga contro Di Eugenio che mette in fallo laterale. 2 minuti più o meno al termine del primo tempo. Rimessa Feldi, Felipigno, Selusio che calcia fuori di nulla. Felipigno, Selusio, autori dei primi 2 gol, poi il tris di Echevarria. Ricardinho ha colpito l'incrocio pochi istanti fa. Pietrasanta, si trattava di Michel, chiedo scusa, sarà rimessa dal fondo adesso per Dalcin che con le mani va da Calderolli. Felipigno, Calderolli in avanti di Eugenio, male, e allora ancora Feldi con Selusio che ha spazio. Selusio vuole metterla in mezzo dove era pronto a colpire Felipigno, se la cava la Roma. Torna in campo Venanzio, Echevarria, punta Michel, chiusura poi Balducci con i piedi a cercare Ricardinho, anticipato da Calderolli, chiusura di Eugenio che lotta in mezzo al campo, a terra Felipigno, fischia il direttore di gara, arriva il primo giallo del match, ammonito Di Eugenio. Chiede scusa il 23, duro qui su Felipigno. Rivediamo tutto grazie alla nostra regia. Ancora a terra il giocatore della Feldi.
l'uomo che ha sbloccato il match del Palasorbo si rialza adesso. Arriva anche Avellino che va a sincerarsi delle condizioni del 22, che sembra in grado di proseguire. In campo anche lo Spazzolone, e allora gioco ancora fermo quando mancano 75 secondi alla fine di un primo tempo più equilibrato di quello che dica il punteggio. Calcio di punizione adesso per la Feldi, 4-4 la situazione dei falli, che non dovrebbero essere un fattore in questo finale di frazione. La rincorsa di Venanzio, il 5 parte con il destro Venanzio che colpisce Calderolli, riparte Cutrupi che cerca e trova Diogenio, Calderolli in fallo laterale, 69 secondi all'intervallo, torna in campo Michel, all'indietro per Avellino, a destra per Fortino, Michel, Cutrupi. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Fortino a terra, fallo di Venanzio con annesso il giallo. Quinto fallo della Feldi, primo giallo anche per la squadra ospite dopo Di Eugenio, ammonito Venanzio. E allora attenzione perché manca poco, però la Feldi non può commettere falli. Rivediamo la giocata di Fortino, scivolata nettamente in ritardo di Venanzio. Sistema la barriera dal Cin, scala sul palo Selusio, Avellino sul punto di battuta, occhio anche a Fortino perché si allontana Avellino. Fortino con il mancino va da Avellino in mezzo dove non c'è nessuno, sfuma questa chance per la Roma che ha parecchi rimpianti al momento. Feldi che ovviamente non sta rubando nulla, il cinismo delle grandi squadre. Felipigno, Venanzio centralmente, Venanzio a cercare ancora Felipigno, Balducci controlla e poi va a rimettere in gioco il pallone servendo Avellino. Ricardinho, 40 secondi all'intervallo, Fortino, Michel, ancora il numero 11, è partito Fortino, Michel preferisce giocare corto su Avellino, adesso Fortino con l'esterno per Michel, di nuovo Avellino, 25 secondi all'intervallo, Michel si accentra a calcia, dal Cin respinge, ancora Roma con Ricardinho che ricomincia da Balducci, 15 secondi, lancio lungo, pallone leggibile, lo controlla Venanzio che si accontenta della rimessa dal fondo a 10 secondi dalla fine. Dal Cin con le mani, pronto il capitano della Feldi, testa di Avellino, Lavrendi con eleganza, con qualità, Lavrendi giocata, poi Felipigno, Venanzio colpisce male, pallone sopra la traversa, è arrivata nel frattempo la sirena, finisce qui la prima frazione con la Feldi Eboli avanti 3-0 sul campo della Roma grazie ai gol di Felipigno, Selusio ed Echevarria.
Squadre di nuovo in campo. Tra pochi istanti il secondo tempo di Roma Feldi Eboli, con le Volpi avanti di 3 gol. Saranno proprio le Volpi di Luciano Antonelli a dare il via a questo secondo tempo. Nel cerchio di centrocampo stanno parlando Venanzio e Felipigno. Si allontana il 22, resta sul pallone il 5. Si attende solamente il fischio del direttore di gara, che arriverà tra pochissimo. Ultimo sguardo sulle panchine. Venanzio danza vicino al pallone in attesa del segnale del direttore di gara. Bisogna attendere ancora qualche istante. Adesso sembra tutto ok al Palassorbo di Ladispoli. Cenno d'intesa tra i due arbitri, cenno d'intesa con il cronometrista, fischietto in bocca. Si ricomincia. Venanzio all'indietro per Calderolli. Di nuovo Venanzio, servito in avanti, scarico all'indietro. Calderolli, Felipigno, autore di un grande gol. Ancora Felipigno, prova con il mancino, questa volta fuori. Balducci, Avellino, Michel. Cambio di lato, Cutruneo. Michel contro l'altro numero 11, ricomincia da Cutruneo, poi Fortino, buon pallone per lui. Fortino spara alla porta, serve Avellino con il destro deviato, comodo per Dalcin, che va da Felipigno. Felipigno, finta il lancio, ancora il 22, più indietro per Calderolli. Adesso parte il lancio, lascia scorrere Venanzio, che ha visto una deviazione giallorossa e si accontenta della rimessa laterale nonostante le proteste di Fortino. Possesso rossoblu dunque in questo avvio di secondo tempo. Prova a spingere la Feldi, già avanti di 3 gol sul campo della Roma. Calderolli forte, pallone che passa senza deviazioni, rimessa laterale dall'altra parte per la Roma, che prova con Michel. Fortino cercato, trovato, tocco di prima per Cutruneo, murato da una grande scivolata di Calderolli. Attentissimo il numero 11. Calcio d'angolo Roma. Avellino in mezzo, Dalcin con il piede, poi Calderolli con la qualità, la suolata di Felipigno. Calderolli allora di nuovo per Felipigno, fermato da Fortino. Michel riparte, toccato da dietro, chiede scusa a Felipigno. Sarà calcio di punizione per la Roma. Primo fallo della ripresa commesso dalla Feldi. Adesso Avellino. Michel sulla sinistra, punta Lavrendi, poi cambia idea. Cutruneo rischia, Avellino, Fortino, ha un po' di spazio, Fortino cerca Cutruneo, grande tocco, palla fuori di pochissimo, occasione Roma. Rilancio di Dalcin nel vuoto, rimessa Roma, giallorossi vicini al gol del -2. Il gol che resta un problema per la squadra di Reali. Quintultimo attacco della Serie A, peggio dei giallorossi, solamente le ultime 4 della graduatoria, vale a dire Pomezia, Came, Cosenza e CDM, mentre rivediamo l'occasione di Cutruneo e poi seguiamo il possesso delle Volpi con Lavrendi. Felipigno con l'esterno per Calderolli, è messa male la Roma. Calderolli trova Lavrendi, Lavrendi va da Venanzio, Venanzio per Felipigno, chiude Fortino. Calcio d'angolo, come si era distesa la Feldi, che adesso gioca anche sul velluto, forte del triplo vantaggio maturato nel primo tempo. Calderolli si prende il pallone, sarà lui a battere questo corner. Si muovono i compagni, cercato Venanzio che calcia ma non trova lo specchio, e allora Balducci con le mani per Avellino. Fortino, Michel,
prova il numero 11 Cutruneo, uno dei più pericolosi per la Roma. Fortino, Avellino, Michel, 11 contro 22, poi Avellino, Michel, di nuovo la sfida con Felipigno, Michel con il destro deviato, sarà corner. Sempre Avellino per queste situazioni, l'esperienza e il piede di Avellino che mette in mezzo, poi spazza via Mateus, sarà rimessa dal fondo. Balducci con le mani, ha già servito Cutruneo che punta Echevarria, va via, campo finito, rimessa laterale per la squadra ospite con Selusio che prende il posto di Venanzio. Dall'altra parte torna sul rettangolo di gioco Ceccarelli, Calderolli, Echevarria, Selusio, Calderolli, malinteso, rimessa Roma. Avellino forte in mezzo, Ceccarelli non trova la deviazione vincente, chance per la Roma, rimessa dal fondo per la Feldieboli, Dalcin, testa di Avellino, tocco di Fortino, Ceccarelli rischia, perde il pallone, Echevarria esulta, arriva il poker della Feldi, la doppietta del numero 15, 4-0 per la squadra di Antonelli. L'errore di Ceccarelli, il destro precisissimo di Echevarria. E allora aumenta il divario tra le due squadre. 4 gol a dividere Roma e Feldi come all'andata quando vinse per 5-1 la squadra di Antonelli, che adesso si prende anche un calcio di punizione. 1-1 la situazione dei falli. Si allontana Mateus, Selusio va da Mateus, Cutrupi in tribuna e allora rimessa laterale per la Feldi che non si accontenta. Selusio in mezzo, conclusione e arriva un altro gol, questa volta a segnare è Braga, 5-0, pokerissimo Feldieboli. Due gol nel giro di 15 secondi, doppia mazzata, la Feldi insiste, attenzione, conclusione, Balducci salva, poi Braga sfiora il sesto gol e adesso è costretto a chiamare il time out Reali perché la Roma sta ballando in maniera spaventosa e qui si rischia l'imbarcata. Time out chiesto da Fabrizio Reali.
Ha raggiunto quota 10 Braga, 8 gol con la L84, 2 con la Feldi, a segno in entrambe le gare da quando è tornato, un gol contro la CDM e adesso il 5-0 contro la Roma per Braga, che dunque raggiunge la doppia cifra. Ancora Feldi che prova con Selusio, rimessa Roma. Ceccarelli, pallone recuperato da Echevarria, il colombiano per Mateus, Selusio sull'esterno della rete, altra chance per la Feldi. Straripante in questo momento la squadra di Antonelli. Balducci per Cutrupi, controllo complicato, chiusura di Selusio, calcio d'angolo Roma. Di Eugenio in mezzo, chiusura di Selusio, ancora Roma in avanti. Ricardinho, pallone fuori. Ricardinho che ha colpito l'incrocio dei pali nella prima frazione al termine di una grande azione personale. Un palo anche per Felipigno. Adesso Echevarria, Selusio, Echevarria aggredito, rischia il colombiano che la tiene, sempre il 15, 2 gol per lui, è salito a quota 5 in campionato. Recupera la Roma, Ricardinho si affida a Balducci, pressato, rischia, alla fine la blocca Ceccarelli. Cutrupi sulla destra, può puntare Braga, doppio passo accennato, ancora Cutrupi senza forzare, Di Eugenio sulla sinistra, vediamo se lui punta con decisione, ci prova Echevarria, però si dimostra un muro insuperabile. Rimessa dal fondo, dal Cine con le mani, Echevarria. Malinteso, recupera Ricardinho, Ricardinho, giocata a conclusione, parata di Dalcin, ma soprattutto calcio di punizione con il direttore di gara che punisce con il giallo Echevarria. Primo giallo del secondo tempo, terzo della partita, secondo per la Feldi dopo Venanzio. Rivediamo Ricardinho che ha saltato il 15 avversario, poi ha calciato da terra, la parata di Dalcin. Il direttore di gara è tornato sui suoi passi accordando un calcio di punizione alla formazione di Reali con giallo annesso per Echevarria. Adesso Ricardinho e Cutrupi sul punto di battuta. Via Cutrupi, Ricardinho con il mancino, Dalcin, poi Avellino a cercare Pietrasanta, ancora Roma, Avellino, Cutrupi aggredito, Cutrupi perde metri, poi allarga verso Pietrasanta, giocata di qualità, Avellino, sempre il 18, Avellino fa tutto da solo, Avellino insiste, poi regala il pallone a Calderolli, fermato da Cutrupi, Pietrasanta allarga verso Ricardinho che vuole puntare, duello con Braga, Ricardinho, ancora lui, Avellino prepara il destro, lo prova ma non trova la porta. 14:33 alla fine di un match che vede la Feldi ampiamente avanti nel punteggio, 5-0 sul campo della Roma. Felipigno trova Lavrendi che ha un po' di spazio, cambia marcia, Lavrendi frenata, sempre il numero 8 che ricomincia da Calderolli, profondità Venanzio, tocco di Ricardinho, rimessa laterale per le Volpi. Felipigno, Calderolli che attende, poi va da Dalcin
che guadagna metri, avanza il capitano, Dalcin per Lavrendi che cerca lo spunto, Balducci blocca la sfera, Cutruneo, Cutrupi, Suolata, Cutruneo, di nuovo Cutrupi, bella azione, Cutrupi però ha perso l'attimo, Avellino con calma, Pietrasanta, punta, Murato, Cutruneo la tiene in campo, Avellino, scucchiaia, gran pallone per Cutrupi che calcia, pallone fuori. Dalcin pronto a rimettere in gioco la sfera con le mani, Felipigno, Lavrendi aggredito da Fortino, Calderolli, Venanzio, Lavrendi, grande azione della Feldi, Felipigno e mezzo, non arriva Venanzio, pallone complicato, poteva fare di più Felipigno, con Venanzio appostato sul secondo palo, pronto a spingere in rete, sarebbe stata una grande azione di squadra, se l'è cavata la Roma che adesso prova con Fortino sulla destra, Avellino riceve, imposta a lui, Fortino, Pietrasanta, buona la personalità del numero 30. All'esordio in Serie A nel girone di andata proprio contro la Feldi. Calderolli, Venanzio, Felipigno, Calderolli non la butta mai la squadra di Antonelli, cresciuta esponenzialmente nel corso di questo match. Adesso il pallone per Venanzio che non arriva e allora possesso Roma. Cutruneo, nuova rimessa. Cutruneo a sinistra, Michel di prima, Avellino, giocata, Avellino, Fortino in mezzo, chiude Venanzio, il pallone era indirizzato verso Michel. Avellino in mezzo, pallone respinto da Felipigno, ancora Roma, rimessa laterale, 12:19 alla fine. Michel, Fortino, di nuovo lo spagnolo, sempre il numero 11, Cutruneo, Avellino, Cutruneo la fa girare la squadra di Reali, Fortino controlla male, bruciato da Venanzio, fallo laterale comunque a favore della Roma. Fortino, Avellino, Cutruneo, Michel la porta, la allarga Fortino, Avellino nel cerchio di centrocampo, Michel sulla sinistra fermato dall'altro numero 11 Calderolli in fallo laterale. Michel, Avellino aggredito da Lavrendi, Cutruneo lo aiuta, aggredito anche lui, allora Balducci non sa chi darla, rischia tanto, alla fine fallo laterale. Pressione rabbiosa della Feldi che non si accontenta del 5-0 attuale e insiste con la fame della grande squadra. Braga chiuso da Avellino che regala il pallone a Venanzio, Venanzio per Felipigno, Balducci para, altra chance per la Feldi che insiste, Venanzio fermato, ripartenza Roma con Cutruneo, Avellino chiude Lavrendi, Fortino, confusione, Fortino, Dalcin evita il gol e poi Venanzio in fallo laterale, vuole mantenere inviolata la porta Carlos Dalcin. Avellino scucchiaia, Cutruneo al volo, non benissimo, rimessa dal fondo per il capitano della Feldi, Dalcin con le mani a cercare e a trovare Mateus che però dimentica un dettaglio non banale, lo stop del pallone, e allora
sarà possesso Roma. Balducci, Cutrupi in avanti, Echevarria in anticipo, Cutrupi a terra il 10, fischia il direttore di gara. Sportività, fair play in campo. Terzo fallo della Feldi quando siamo vicini all'ultimo quarto di gara, 10:53 alla fine del match. Avellino dà indicazioni ai compagni. Fischia il direttore di gara. Avellino cerca la porta. Rimessa a Roma. Michel. Avellino si è allargato sulla destra, Cutrupi, servito, Cutrupi punta, finte, Cutrupi 1 contro 1, Cutrupi ancora lui, Echevarria, grande lettura, rimessa comunque per la Roma, pallone in mezzo, Selusio allontana, sempre Roma con Avellino. Michel può puntare Braga, Michel, pallone in avanti, Echevarria in anticipo. Selusio con personalità, gestione perfetta del pallone. Echevarria senza forzare, ricomincia da Dalcin, lancio, Fortino in fallo laterale. Reali consegna la palla a Echevarria. Selusio, di nuovo il colombiano, Mateus, Echevarria, Selusio, rischia, Fortino recupera, Fortino con il mancino, è una finta, il fallo di Echevarria che era già ammonito, doppio giallo, espulso il 15, ingenuo qui il giocatore di Antonelli. 2 gialli entrambi nella ripresa. E adesso superiorità numerica per la Roma. Rivediamo la sterzata di Fortino, suolata, Echevarria saltato, alza il piede, fallo e doppio giallo. 2 gol e 2 gialli per Echevarria, sicuramente grande protagonista del match, nel bene e nel male. Occhio al cronometro, 2 minuti di superiorità, mentre Reali sta già preparando il portiere di movimento. Vediamo Cutruneo a bordo campo, pronto ad agire come power play. Fischia il direttore di gara, Avellino per Fortino che calcia, guarda solo Dalcin e ringrazia perché il pallone termina fuori. La preghiera di Dalcin esaudita, si resta sul 5-0. Rivediamo il mancino di Fortino, lancio lungo, testa di Avellino, Cutrupi, Michel, Avellino, Cutrupi, Fortino, Cutrupi, Avellino, Cutrupi, Fortino, Fortino in mezzo e il pallone alla fine termina in rete. Arriva il gol della Roma che accorcia le distanze. Rivediamo quello che è successo. Questo è il tiro di Fortino precedente, da capire chi ha toccato per ultimo. Non si vede benissimo,
qualche dubbio resta, lo scopriremo a fine gara. Intanto aggiorniamo il punteggio con la Roma che si è portata sul -4, parità numerica ristabilita. Di Eugenio, Cutrupi, lancio lungo, pallone che viene bloccato da Dalcin. Braga, grande difesa del pallone, duello con Di Eugenio, ancora Braga, raddoppiato, rimessa Feldi. Braga male, Fortino però concede un nuovo fallo laterale alle Volpi, avanti 5-1, stesso punteggio dell'andata per la squadra di Antonelli. 8:59 al termine del match, vediamo se la Roma grazie a questo gol riesce a dare un senso al finale di gara. Recupera Braga, protesta la panchina giallorossa che voleva un fallo, sarebbe stato il quinto della Feldi, che deve fare molta attenzione anche alla situazione dei falli. Calderolli pronto per la rimessa laterale, cerca Venanzio, destro al volo, bella conclusione ma nessun problema per Balducci. Pietrasanta, malinteso con Ricardinho e allora possesso Feldi, mentre Reali sembra aver rinunciato per il momento al portiere di movimento. Lavrendi, Venanzio, Lavrendi di prima, Felippigno, Venanzio, Calderolli. Lavrendi con calma il numero 8, Felippigno in avanti tra le braccia di Balducci. Ricardinho, cambio di lato, Pietrasanta, salta Felippigno, poi altro malinteso con Ricardinho, rimessa laterale per la squadra avanti nel punteggio. Calderolli, Lavrendi, Felippigno, Venanzio, Calderolli, Venanzio, Calderolli, Felippigno, Venanzio, Calderolli, Lavrendi, con calma ma sempre con qualità la Feldi. Lavrendi punta, fermato, ripartenza Roma, Ricardinho, calcia, palo, poi ancora Ricardinho, murato in fallo laterale, secondo legno per la Roma, secondo legno per Ricardinho. Sfortunatissimo il numero 14. La Roma sembra crederci, ha avuto la palla del -3 con Ricardinho. Rimessa laterale per i padroni di casa, Cutrupi lascia ad Avellino, Avellino, Cutrupi, Michel, Avellino, di nuovo Michel che può puntare Venanzio, ancora Michel, se la trascina fuori. Venanzio, Calderolli, Felippigno, Calderolli ondeggia, la porta Calderolli, rischia, Venanzio lo aiuta, Felippigno, Lavrendi rischia e sbaglia la giocata, ringrazia comunque Venanzio che dice ok, va bene così. Avellino, Michel, Balducci, ha capito Lavrendi, poi Felippigno, Lavrendi malinteso con Calderolli ma la tiene comunque la Feldi, la tiene comunque la squadra di Antonelli. Lavrendi male e allora rimessa Roma a 6:43 dalla fine del match.
Michel, Avellino, Ricardinho, Lavrendi recupera, Lavrendi per Braga che passa, rimpallo, Braga davanti a Balducci, suolata e conclusione sull'esterno della rete. Occasionissima Feldi, si resta però sul 5-1. Adesso Cutruppi chiede il fallo, non lo ottiene, poi si riprende il pallone ma incespica e allora rimessa per la squadra di Antonelli che qui ha rischiato. Braga, Felipigno, punta, Felipigno se la sposta sul destro, Felipigno fermato da Ricardinho, poi Braga a proteggere il fallo laterale. Selusio sul punto di battuta, cercato Felipigno di prima verso Braga, spalla alla porta, difesa del pallone, scarico all'indietro. Lavrendi, si è allargato Selusio sulla destra, Lavrendi la tiene, sfida Michel, passa a terra, si prosegue, arriva dopo il fischio il direttore di gara, fallo per la Feldi. Sembrava tutto ok, poi con qualche istante di ritardo la segnalazione del direttore di gara che adesso va ad espellere Cutruppi, fuori Cutruppi. Fuori Cutruppi che deve aver detto qualcosa al direttore di gara. E allora dopo il rosso a Ecevarria arriva il rosso a Cutruppi. Ovviamente non ci sarà superiorità numerica perché Cutruppi era in panchina e allora si continua 5 contro 5. Mateus, Dalcin, lancio, Selusio di prima, grande idea, non può arrivare però Lavrendi. Avellino, Cutruneo, rischia la Roma che però se la cava. Fortino, Cutruneo, gran pallone, Cutruneo fermato da Mateus, riparte Lavrendi, sempre elettrico il numero 8, Selusio, Mateus, Selusio, Mateus, Dalcin, lancio lungo, Braga si era preparato per la rovesciata che alla fine non arriva, Braga lotta, fischia il direttore di gara. Quinto fallo della Feldi. ...300 secondi alla fine del match, 5-1 Feldi. 5 falli anche per le Volpi. Ricordiamo anche 2 rossi, 1 a testa. Prova intanto Turrisi che fa il suo debutto in questa partita. Il numero 5 ex Eur. Avellino, Cutruneo, Fortino, deviazione, Roma ancora in avanti. Sarà ovviamente Lucio Avellino a battere questa rimessa laterale. Turrisi al volo, pallone altissimo. Andrà Dalcin con le mani. Corto per Calderolli, di prima per Selusio. Mateus, Selusio, Mateus.
il tocco di Turrisi in fallo laterale. Mateus Selusio, profondità, gran pallone, Calderolli con lo scavetto, lo voleva fare bellissimo, palla alta di poco, pallone illuminante, poi il cucchiaio dolce ma non abbastanza da parte di Calderolli. Altra chance per la Feldi, adesso Fortino, Suolata, Turrisi, destro in mezzo, Selusio, poi Cutruneo, pallone per Turrisi che ha spazio, Turrisi, fortunato, Turrisi sul palo, terzo legno della Roma. Un flipper e poi il palo della Roma. Avellino, Cutruneo, Fortino, Cutruneo, Avellino, Fortino la difende, la fa uscire Cutruneo, Turrisi controlla male, rimessa Feldi, battuta velocemente, allora Selusio con l'esterno, Venanzio si accentra, fermato, ancora Feldi, petto di Calderolli, senza fretta il numero 11, Suola e poi accelerazione, a saltare Turrisi, esterno per Mateus con il mancino, tocco probabilmente di Calderolli. Ciò che conta è che la palla finisce in rete. 6-1, Feldi Eboli. Festeggia Calderolli, rivediamo tutto con Mateus. Eh sì, il gol è di Calderolli. Undicesimo centro in campionato per Calderolli, che stacca nuovamente Felipigno. Ancora Calderolli, Felipigno, Calderolli, Venanzio, Calderolli, Braga fuori. Di Eugenio per questo fallo laterale, Venanzio in anticipo e poi di testa ad alleggerire verso Dalcin. Felipigno, Calderolli, Venanzio, Braga, Felipigno, deviazione, calcio d'angolo, ha cambiato tra i pali Fabrizio Reali, fuori Balducci, dentro Ciaralli, un altro giovane. Attenzione alla conclusione di Felipigno con il mancino, palla fuori, dicevamo di Ciaralli. Francesco Ciaralli ha esordito in Serie A contro il Cosenza, oggi un altro po' di spazio per lui, considerando che la partita ormai può definirsi chiusa, con la Feldi che tra poco festeggerà per questo successo, il secondo di fila dopo la sosta per l'Europeo. Felipigno, Venanzio, Felipigno, Calderolli, lancio lungo di Eugenio in fallo laterale. A 124 secondi dalla sirena, con il match ampiamente in cassaforte per quanto riguarda la Feldi, che però continua a giocare. Felipigno, Lavrendi, Venanzio in avanti, Braga, duello già visto con Di Eugenio, scarico all'indietro, pallone buono per Dalcin che avanza, guadagna metri, supera il centrocampo, Dalcin prepara il destro, Ceccarelli in fallo laterale.
Braga, gran pallone per Venanzio che controlla male. Siamo vicini all'ultimo minuto di gara, manovra la Roma con Di Eugenio, Ricardinho, 80 secondi alla fine, Ceccarelli, Di Eugenio, Ricardinho, Di Eugenio in avanti a cercare Ceccarelli, chiude la Feldi che concede solamente il fallo laterale, 68 secondi alla fine. Ricardinho, Pietrasanta che oggi ha trovato un buon minutaggio, adesso punta, mette in mezzo Dalcin, la blocca, personalità da parte di Pietrasanta che ha fatto vedere buone giocate. Lancio lungo, Ceccarelli si gira, allarga sulla destra, Ricardinho cerca la giocata, fermato da Felipinho che ottiene anche la rimessa dal fondo. Grande partita del 22 e non solo per il gol, un gol meraviglioso, quello che ha stappato il match. Di Eugenio, vediamo se la Roma riesce a rendere meno amaro il passivo. 15 secondi, Ricardinho ha colpito 2 pali in questa partita, sfortunato il 14 che adesso viene fermato. Selusio, Lavrendi cerca ancora Selusio, sarà rimessa Roma. Iniziano ad alzarsi sugli spalti, match che finisce adesso, arriva la sirena, termina qui la sfida del Palasorbo. Grande prova di forza della Feldi Eboli che vince 6-1 sul campo della Roma 1927. Si salutano i giocatori in mezzo al campo. Vi lasciamo agli highlights di questo match per questa sera. È davvero tutto, un saluto e un abbraccio da Antonio Iozzo.